Amici all'ascolto di Rai Sport Satellite, buon pomeriggio da Verona. Va a gonfie vele, secondo proiezioni attendibili, l'edizione numero 109 della tradizionale Fiera Cavalli, che si avvia al record di presenze. Nelle 4 giornate previste sono attesi 150.000 visitatori per la più completa rassegna dedicata al mondo dei cavalli. Sul versante degli eventi agonistici spicca l'unica tappa italiana della Coppa del Mondo di salto ostacoli, che ieri ha consumato l'episodio iniziale con la disputa di una categoria a tempo, valida come gara di qualificazione alla mista di domani, che attribuirà i punti per la World Cup, il circuito di concorsi al coperto più prestigioso nel panorama internazionale. Oggi la Coppa del Mondo riposa, ma abbiamo la possibilità di vedere alcuni fra i binomi più competitivi del continente, impegnati nel Gran Premio, che è cominciato da poco col suo percorso base. Non siamo ancora a metà. I concorrenti senza errori sugli ostacoli nel tempo accordato accedono al barrage che definirà le migliori posizioni. In campo, mentre entriamo in collegamento, per il Brasile Álvaro Miranda in sella ad Picasso. Per il momento qualificati al barrage 7 binomi. Per l'Irlanda Jessica Curtin in sella a GP Dark. Per la Germania Meredith Michaels-Berbaum con Le Mans. Per la Svizzera Daniel Etter in sella a Peu. Per l'Italia Juan Carlos Garcia e Albin. Per il Portogallo Luciana Diniz e Chaman. Ancora per l'Italia Natale Chiaudani e Gratina. E quindi il tedesco Alois Pollmann con Candy. Sono 16 le penalità per Álvaro Miranda. Vediamo come si sono comportati anche gli altri italiani. 4 penalità per Emiliano Varagnolo, 4 per Giuseppe Donofrio, 17 per Omar Bonomelli. Abbiamo detto di Juan Carlos Garcia e di Natale Chiaudani qualificati per il barrage, 7 le penalità per il giovane Emanuele Gaudiano. Dopo Álvaro Miranda tocca a Morten Djupkev con Besmind Kaloma, una femmina di 12 anni. Riprese assicurate dall'esterna 1 di Bologna, RVM di Trieste e Milano. Il regista Umberto Orti, a bordo campo ostacoli per le interviste del collega Lorenzo Roata, e qui in postazione con noi l'ex campione italiano di questa disciplina Emilio Puricelli. Emilio, abbiamo definito questo un percorso discretamente difficile, però affrontato da cavalli buoni. Hai detto giusto, la gara è una bella gara, non è difficile la prima parte, non c'è una doppia gabbia, ci sono 3 gabbie, però come ormai è consuetudine questa è una gara, ripeto, abbastanza difficile, con qualche salto tecnicamente posto come ormai d'abitudine negli angoli o andando verso gli angoli, che può creare delle difficoltà. I cavalli sono ottimi, i cavalieri sono tutti titolati, per cui penso che verrà qualche percorso netto e ci sarà un bel barrage divertente con nomi di primo piano, tra cui già 2 nostri. Sarà sicuramente una bella gara, il pubblico si divertirà e noi insieme a loro. In campo per la Norvegia Morten Djupkev, e credo che il collega Lorenzo Roata abbia la possibilità di sentire proprio l'ideatore del tracciato, Giovanni Busso. A te, Lorenzo. Sì, intanto buonasera anche qui dal campo gara con Giovanni Busso, che ha disegnato questo percorso. Intanto questa prima manche, il senso proprio del disegno. Il senso è stato quello di riuscire a portare un po' più di zero al barrage, perché era un barrage più divertente, più spettacolare per il pubblico che c'è. Certo non si è cercato di snobbare il percorso, ci sono delle linee, delle entità come da piccolo Gran Premio. Adesso staremo a vedere cosa succede. Combinazione probante nel finale, tra l'altro attaccata al pubblico, e qualcuno, per esempio il giovane Donofrio, ha già pagato questo tipo d'approccio. Sì, questo sì, si è visto anche ieri nella mista di ieri, la combinazione sul longitudinale all'alto porto sul pubblico, che ha creato molti problemi, che un po' perché la gente si muove e naturalmente il cavallo tende a guardare. Claudio, sì. Mi sente Giovanni?
Sì, ti sento. Scusa, ho letto una tua dichiarazione, hai detto che i percorsi di Verona non saranno assolutamente simili a quelli delle precedenti tappe dell'Europa del Nord, di Oslo e di Helsinki. Cosa intendevi? No, intendevo che sia le combinazioni del Gran Premio, cioè gabbia e doppia gabbia, sia le linee che hanno impostato nelle due precedenti coppe, ho visto io i filmati, ho cercato di farle completamente diverse, per non ripetere soprattutto le stesse combinazioni. Grazie a Lorenzo Roata e Giovanni Bussu che ha previsto un percorso base di 400 metri, la velocità di 350 metri al minuto, il tempo accordato di 69 secondi. Intanto è qualificato per il barrage anche il norvegese Morten Djupkiv in sella a Best Mind Kaloma. Sono 8 i qualificati. Vi dicevo del percorso, 12 ostacoli per 15 salti e le combinazioni sono 3 anziché la solita sequenza doppia gabbia, gabbia, 3 gabbie. Questo cambia qualcosa, Emilio, nell'economia degli sforzi dei cavalli? Ma cambia che con 3 gabbie c'è un ostacolo in più da saltare per i cavalli, però la difficoltà è minore, in questo senso che 3 gabbie come queste, oxe verticale, tribice verticale, verticale oxer, non sono mai difficili come una doppia gabbia. Se poi prendiamo la doppia gabbia più difficile, verticale oxer oxer, per un cavallo è veramente uno sforzo, e in ogni caso crea sempre un pochino più di difficoltà la doppia gabbia della gabbia semplice. In campo l'unico atleta svedese qui a Verona, si tratta dell'esperto Roine Zetterman, classe 1957. Nella circostanza monta Isaac, che è un cavallo allevato in Svezia e ha 11 anni. Grande esperienza, vi dicevo, per Roine Zetterman, che ha ottenuto ai World Equestrian Games di Ares della Frontera nel 2002 la medaglia d'argento a squadra. In quella circostanza montava Richmond Park. Abbiamo detto che sono già state disputate le tappe di Oslo ed Helsinki. In Norvegia si è imposta Elena Lundbach, Svezia in sella a Madik, precedendo al barrage il nostro Juan Carlos Garcia con Hamilton de Perret. Al terzo posto Rolf Göran Bengtsson, ancora Svezia, con Ninja Lassiglia. In Finlandia vittoria per lo spagnolo Rutherford Latham, Guarana Champey, davanti al solito in formissima Rolf Göran Bengtsson con un altro cavallo quintero Lassiglia, e al terzo posto Heinrich Engemann per la Germania con Aboyer, presente anche qui a Verona. Da disputare dopo la tappa di Verona quelli di Stoccarda, Ginevra, Londra, Mechelen, poi nell'anno nuovo Lipsia, Amsterdam, Bordeaux, Vigo, 's-Hertogenbosch, e la finale è prevista a Göteborg dal 24 al 27 di aprile, mentre abbiamo un altro qualificato per l'episodio conclusivo. Non poteva mancare Roine Zetterman all'appello, fa valere le sue doti di abile cavaliere, di grande esperienza Roine Zetterman, per la gioia del collega della televisione svedese che è proprio accanto a noi. E adesso toccherà un italiano, Luca Calabro, in sella a Utah. Linea a Lorenzo Roata con uno dei protagonisti italiani di questa giornata. Sì, con un protagonista italiano che è Juan Carlos Garcia, ma per una volta è menzione che tocca al meraviglioso Albin terzo. Sì, in questo tipo di gare che sono così importanti, finalmente sempre devo contare con questo grande cavallo. Emozionante percorso, poco fa eravamo con Bussu che l'ha visto dalla parte del disegnatore. Chi l'ha già fatto, che percorso racconta, quali sono le difficoltà? Io direi che l'ultima linea della gabbia al verticale è un percorso comunque abbastanza lungo, stavo guardando adesso il barrage, è un barrage molto interessante, c'è da galoppare, da girare. Forse si troviamo un difetto che è un po' lungo come barrage. Claudio, se vuoi, se c'è tempo ti ascolta. Volevo solo chiedere una conferma, Juan Carlos, questo sarà l'unico impegno importante veronese per Albin. Domani in Coppa del Mondo monterai Hamilton. Mi hai sentito, Juan Carlos? Pronto? Sì, volevo sapere se domani monterà in Coppa del Mondo Hamilton. Sì, domani monto questo cavallo che diciamo fa la sua terza uscita in Gran Premio, è un cavallo che deve fare ancora di esperienza, però è un cavallo che conto comunque molto.
Allora in bocca al lupo a Juan Carlos Garcia, sia per oggi con Albin che domani con Hamilton de Ferré, e seguiamo il percorso di Luca Calabro, cavaliere nato a Lecce nel 1969. Analizziamo anche il percorso, che comincia con un Oxer 1,45 per 1,50, poi il verticale tricolore 1,5 m, quindi un altro Oxer 1,50 per 1,60. Al 4 troviamo la prima delle due combinazioni, una gabbia che si apre con la triplice 1,50 per 1,80, in uscita un verticale di 1,50 m. Poi si va al numero 5, che è un verticale di 1,52 m, quindi c'è errore. Oxer 1,50 per 1,60, ancora un dritto, un verticale di 1,52 m, per poi arrivare alla seconda gabbia. In entrata un Oxer, un altro largo 1,48 per 1,65, in uscita un verticale di 1,50. Poi si galoppa verso il numero 9, Oxer, ancora 1,50 per 1,60 le dimensioni, piegata a mano sinistra per affrontare l'Oxer 1,50 per 1,60. Quindi l'ultima gabbia, la numero 11, verticale Oxer, e il numero 12, l'ostacolo conclusivo, un verticale di 1,55 m. C'è anche un'infrazione di tempo, 3 gli errori sugli ostacoli, 13 le penalità per Luca Calabro, in sella a Uta, un cavallo di 10 anni di origine belga. Per quanto riguarda la categoria a tempo di ieri, che serviva come qualificazione alla mista di domani, vi ricordo che il successo è andato all'irlandese Jessica Curtin, Castle Forbes Libertina, percorso netto in 58,94. In seconda posizione per la Germania Heinrich Hermann Engemann a Boyeur 59,32, soltanto 2 binomi sotto il minuto. Poi al terzo posto un ritrovato, Rodrigo Pessoa, il brasiliano, ha ottenuto il netto in 60,21 in sella a Rufus. Migliore degli italiani in sella a Lanzeu, Giuseppe Donofrio, percorso netto in 71,51. 4 binomi non hanno ottenuto la qualificazione per domani. Il cavaliere spagnolo Cayetano Martinez de Iruco, e poi gli italiani Luca Calabro, Lorenzo Toscano e Ionella Ligresti, che con Nanta ci riprova oggi in Gran Premio dopo la serata non felice di ieri. Speriamo davvero che abbia miglior sorte il binomio azzurro. Intanto è già in campo la bionda Angelique Horn per l'Olanda, in sella a Blauvendras O'Brien, un cavallo intero, uno stallone di 11 anni di origini olandesi. L'Olanda, campione del mondo in carica a squadre, e sempre con la squadra anche campione continentale. Olandesi che si presentano con un discreto gruppo qui a Verona, Emilio. Beh, ci sono metà della squadra campione del mondo e campione d'Europa, Jeroen Dubaldam e Jerko Schröder, per cui due dei più forti. Jerko ha vinto il Gran Premio l'anno scorso qua, Dubaldam quest'anno ha fatto un tour di concorsi molto tranquillamente, anche perché ha solamente un up and down, il suo miglior cavallo, per cui non può pensare di puntare a tutte le tappe del Riders Tour, Global Tour, Super League e campionati. In preparazione per i campionati ha centrato l'obiettivo a squadre ancora una volta e adesso si diverte in Coppa del Mondo in attesa della nuova stagione. Un solo errore per Angelique Horn e O'Brien, non si qualificano dunque, e adesso tocca a un cavaliere importante per la Germania, Marcus Henning, in sella a For Germany, uno stallone di 9 anni annoverano. Marcus Henning è nato nel 1974, medaglia d'oro a squadre all'Olimpiade di Sydney in sella a For Pleasure, e poi lo ricordiamo anche sul gradino più alto del podio, sempre per la gara a squadre ai campionati europei ospitati da San Patrignano con Gitania. È anche un vincitore di finale di Coppa del Mondo, l'impresa gli è riuscita 2 volte, un autentico computer questo cavaliere, che si è imposto nella manifestazione più prestigiosa al coperto nel 2003 a Las Vegas con Anka e poi con Sandro Boi nel 2006 a Kuala Lumpur. Squadra tedesca che ha mandato
per così dire, i rincalzi nelle due tappe di Oslo e Helsinki, e ha mandato invece rappresentanti molto competitivi qui a Verona. Sì, la contemporaneità di Oslo e Helsinki con Bruxelles ha fatto sì che Bruxelles concorsa a 5 stelle con un grande montepremi, ha fatto sì che i più titolati, Ludger, Meredith e Marcus Henning, quelli che per dire presenti anche qui a Verona, hanno scelto di fare questo 5 stelle. Settimana scorsa c'è stato l'altro 5 stelle di Lyon, un altro concorso molto importante, e adesso hanno fatto il loro debutto in Coppa del Mondo, anche perché matematicamente parlando si è visto ormai che negli ultimi anni con 35-36 punti si riesce a entrare nei primi 18 per la finale. Poi ormai come consuetudine 6 o 7 cavalieri decidono di non andare alla finale, per cui alla fine bastano meno punti per qualificarsi, e loro fanno i loro conti risparmiando anche un po' i cavalli. Un errore per Marcus Henning for Germany. Non sembra a prima vista avere i cavalli molto in ordine questo cavaliere. Abbiamo visto anche ieri nella categoria a tempo di Coppa del Mondo Gitania portare a casa un bottino abbastanza pesante per lei, 9 penalità. Ma credo che sia un po' un discorso morale di Marcus Henning, che comunque si è ripreso dal bruttissimo shock dei campionati europei di quelle 2 settimane, che credo le più brutte della sua carriera. Eliminazioni a raffica. Non gliene è andata bene una, che in Germania forse noi non abbiamo una stampa e una televisione che segue così da vicino come in Germania, passo passo, come fosse il calcio, e per un cavaliere del suo livello è stata veramente una batosta. Però poi ha partecipato alla finale della Super League, gli hanno ridato un po' di fiducia, qualche risultato, piazzato nel Gran Premio di Bruxelles, però non lo rivedo così sicuro, così fermo, così perfetto come sembrava poco tempo fa. Per l'Italia Arnaldo Bologni, classe 1960 di Reggio Emilia, i suoi migliori risultati legati all'epoca in cui montava il grande Mayday. Lo ricordiamo, splendido protagonista nel Gran Premio Roma, nel concorso internazionale di Piazza di Siena. Arnaldo Bologni monta in questa circostanza veronese Ayla, una femmina di 9 anni. Un'altra tedesca è un Holsteiner. Qualcosa da dire? Bologni è uno degli aiutanti del direttore di campo, ora è tutto pronto. Arnaldo, il cui figliolo credo che sia avviato a una promettente carriera, ha seguito le orme del padre. Sì, sì. Poi Arnaldo credo che ha fatto la giusta scelta di trovare dei cavalli già con qualche anno, con qualche esperienza, ma bravi, e Filippo, il figlio di Arnaldo appunto, sta già saltando nonostante la giovanissima età nelle C6, nelle gare, nei Gran Premi nazionali, anche con ottimi risultati, sta facendo le prime esperienze. Se non sbaglio campione italiano pony. Sì, quello sì, ormai a livello pony è il numero 1, possiamo dire, 2 anni di fila che vince il campionato, però già con i cavalli sta gareggiando a un certo livello. E ripeto, perché chi ci ascolta magari ne trae un beneficio dal fatto che per i ragazzini giovani servono dei cavalli con una certa esperienza, anche con qualche anno di età, anche con qualche acciacco aggiungo, ma bravi, sicuri, dove i giovani possono fare le loro esperienze senza paura di non sapere cosa può dare il cavallo in gara. E commettere magari anche qualche errore senza pagarlo a caro prezzo. Esatto. Arnaldo Bologni intanto ha compromesso la sua prestazione con un segmento intermedio infelice, sono già 3 le barriere abbattute, 12 penalità nel tempo. C'è però il ritiro, non ha completato il percorso Arnaldo Bologni. Comunque arriva il ritiro per il cavaliere emiliano, e adesso toccherà a Edwina Alexander, australiana, classe 1974, è nata a Sydney. E a proposito di Amazzoni, dobbiamo dire che nell'ultimo periodo le donne stanno veramente in tante occasioni mettendo in fila i colleghi maschi. Pensate che qui a Verona
ci sono rappresentanti del cosiddetto gentil sesso che vanno per la maggiore. Abbiamo il numero 1 del ranking internazionale Meredith Michaels-Berbaum, il numero 5 di questa classifica Jessica Curtin, l'irlandese, entrambe qualificate per il barrage di questo Gran Premio. Adesso seguiamo Edwina Alexander che intanto linea ruota con Bologna. Eccoci qua, al volissimo Arnaldo, in mezzo il problema. Ma sai, saltava bene, avevo già quasi al fine del percorso 2 errori, c'aveva anche un impegno molto, direi, di sforzo, ho preferito non rischiarla. Sorriso sulle labbra, il tempo passa, hanno parlato più del tuo figliolo Filippo che di Arnaldo. Beh, sono contento così. Dicevamo di Edwina Alexander che ha attraversato il suo periodo migliore proprio recentemente in occasione dei campionati del mondo che si sono disputati ad Aquisgrana. Intanto è arrivato già il primo errore per l'amazzone australiana. Vi dicevo dei campionati del mondo di Aquisgrana, è entrata a far parte dell'Olimpo dei migliori nella finale a 4, per lei quarto posto, rassegna ridata vinta dal belga Jos Lansing. Grande grinta per Edwina Alexander che ormai da tempo risiede nel vecchio continente. ...34 binomi, 10 italiani, 2 già qualificati per il barrage. Si tratta di Juan Carlos Garcia e di Natale Chiaudani. Arriva il secondo errore per Edwina Alexander, 8 penalità nel tempo di 65 e 95. Un errore numero 2 e un errore all'ultimo, tutte e due determinati dal fatto che il cavallo si lancia un po' nel salto, e 2 errori d'anteriore. E per il resto ha ben organizzato, ha scelto solo un'opzione un po' in avanti. Credo che ha qualche problema di controllo preciso, per cui per questa ragione ha preferito andare un pochino in avanti qualche volta, e però l'ha pagata con l'errore. Adesso un cavaliere italiano che non si tira mai indietro, tutti gli riconoscono talento. Si tratta di Gianni Govonis, la porn star, che è un cavallo di 10 anni, di origine olandese. Gianni Govonis.